Un forte vento nel tardo pomeriggio si è spinto sulla spiaggia di Sottomarina sollevando una fiumana di sabbia, facendo la gioia dei kite ma provocando un fuggi-fuggi generale dei bagnanti che, presa l'auto, si sono riversati sulle strade. Non erano ancora le 19 e la fila di auto in rientro arrivava al campeggio al porto in via San Felice, dalle parti della diga, fino a viale Padova, dove alle 19 in punto i volontari di ADA hanno posizionato le transenne per impedire l'accesso sull'area di viale Padova, viale Veneto e piazza Italia, dove questa sera si terrà lo spettacolo, presumibilmente tempo permettendo, in quanto il vento sta ancora aumentando. Le auto hanno dovuto deviare confluendo tutte in lungomare all'altezza della Yatta, dove una lunga fila si era già creata. Lo spettacolo e la conseguente modifica della viabilità erano già in programma, non era in programma la ventata di sabbia che ha fatto scappare i bagnanti tutti contemporaneamente. I volontari dell'ADA si sono trovati a subire le ire dei conducenti delle vetture in coda per essersi vista chiusa la strada davanti agli occhi. La viabilità della nostra città è uno dei tasti dolenti, serve un'attenta analisi per evitare o calmierare situazioni simili che creano disagio a residenti e a turisti. Vai